لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من عين لا تدمع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس قصص الأنبياء التي ابتدأناها بقصة موسى عليه السلام. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن ولادة موسى عليه السلام وعن نشأته وكيف كان مع قومه. L'ultima lezione abbiamo parlato di come è nato Musa alayhi salam, le situazioni in cui è nato, come è cresciuto. Abbiamo visto come Allah subhanahu wa ta'ala ha protetto Musa alayhi salam e l'ha cresciuto sotto il suo occhio. Qala ta'ala walitusna'a ala aini, affinché tu cresca sotto i miei occhi. Abbiamo visto come Musa alayhi salam, quel bambino che se fosse stata scoperta la sua nascita sarebbe stato sgozzato, questo bambino è cresciuto nella casa di Fir'aun, questo uomo che trucidava Bani Israel, questo uomo che uccideva i bambini, uccideva gli uomini e lasciava vivere le donne per fare i lavori. Musa alayhi salam è cresciuto in questa casa grazie a quell'amore che è entrato nel cuore della moglie di Fir'aun quando ha visto quel bambino portato nella sua cesta, nella sua culla, nel fiume Nilo che passava vicino al palazzo di Fir'aun. Asia bint Muzahib, quella donna che quando ha visto Musa alayhi salam e ha aperto la cesta, l'ha visto, ha detto qurratu aynin li wa lak, un dono prezioso, una luce per i miei occhi, per me e per te, dice a suo marito Fir'aun. Lui cosa ha risposto? Ha detto per te sì, per me non lo è. Ibn Abbas radiyallahu anhu arda fa un commento bellissimo qui, dice wallahi che se anche lui avesse detto qurratu aynin anche per me, Allah subhanahu wa ta'ala l'avrebbe guidato nella strada giusta. Allah subhanahu wa ta'ala l'avrebbe guidato nel haqq. Perché la moglie di Fir'aun, Asia bint Muzahim rahimahullah radiyallahu anha, ha detto Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, chissà che ci sia di utilità, che ci sia utile o che lo prendiamo come un figlio. E Musa alayhi salam l'ha fatta vivere nell'iman, uscire dal kufr in cui era, dal shirk in cui era, e vivere nell'iman, e l'ha fatta morire nell'Islam e sarà tra la gente del Jannah. E non c'è nessuna utilità più grande di questa utilità. Poi abbiamo visto come è cresciuto, abbiamo visto cosa gli è successo quando è entrato nella città e ha tirato un pugno a quell'uomo che litigava con un suo compaesano, e come Fir'aun ha scoperto che era stato Musa, e come alla fine dell'ultimo dars رأينا كيف موسى خرج فارا من المدينة. قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب, uscì dalla città خائفا, impaurito, يترقب, attento a quello che gli sta intorno. Riprendiamo da qui la nostra storia bi'idhnillah. Ricordo ai fratelli inshallah che il primo dars è già su YouTube bi'idhnillah, per chi vuole ripassare o per chi non è stato presente. Il canale su YouTube si chiama Ahadun Ahad, e anche su Facebook se lo trova il canale bi'idhnillah Ahadun Ahad, scritto sia in arabo che in italiano bi'idhnillah. Chi vuole seguire il durus e ripartire da zero può trovare tutto lì bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ci disegna la sua immagine, come è uscito da quella città. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ, quando è arrivato quell'uomo a dirgli Ya Musa, inna al-mal'a ya'tamiruna bika liyukhrijuk yaqtuluk
fakhruj inni laka min an-nasihin. La gente sta tramando contro di te per ucciderti, esci, questo è il mio consiglio, esci dalla città. Ed è uscito senza tornare a casa, senza fare preparativi, senza prendere cibo, senza pensare, è scappato dalla città per paura di essere ucciso. È uscito e non conosceva le vie fuori dalla città, non è mai uscito dall'Egitto, non conosceva com'era il paesaggio, com'era la strada, com'era il mondo fuori dal mondo in cui è cresciuto, in cui è vissuto. È uscito e ha camminato sperduto finché Allah subhanahu wa ta'ala l'ha fatto arrivare a Madian. D'ora in poi quello che dovete stare attenti, ma l'avete già captato dalla prima lezione, come Allah subhanahu wa ta'ala يرسم بدقة شديدة حياة أنبيائه. Come Allah subhanahu wa ta'ala disegna con precisione, con una hikmah di Allah subhanahu wa ta'ala, con alcune storie e situazioni che ti meravigli, come Allah subhanahu wa ta'ala fa succedere le cose per semplificare e cambiare la vita agli uomini che sceglie per essere anbiya. Musa a.s. adesso è solo un uomo come tanti che Allah subhanahu wa ta'ala ha scelto per il suo messaggio. Allah subhanahu wa ta'ala fa in modo che Musa a.s. arriva a Madian. Madian è il nome di un posto, di una città, ed è famosa. Qawm Madian sono il popolo a cui è stato mandato Shu'aib alayhi salam. Conosciuta per quello, Qawm Madian. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: wa ila Madiana akhahum Shu'aiba. A Madian abbiamo mandato il loro fratello, nel senso del sangue, Shu'aib alayhi wa ala rasulina sallallahu alaihi wasallam, col risale di Tawhid, nella storia che abbiamo già visto nel passato. Ed erano quelli che si chiamavano Ashabul Aika, la gente dell'Aika. L'Aika era un albero che loro adoravano fuori da Allah subhanahu wa ta'ala, un albero con cui facevano shirk. L'Aika كانت شجرة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فأرسل الله إليهم نبيه شعيبا عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. Musa alayhi salam è arrivato a Madian. Quando è arrivato a Madian, dice Allah subhanahu wa ta'ala, seguo come al solito le ayat di surat Al-Qasas, dice Allah subhanahu wa ta'ala: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Vedi, Musa alayhi salam già è cresciuto sotto la protezione di Allah subhanahu wa ta'ala. Abbiamo già detto che gli anbiya sono uomini che Allah subhanahu wa ta'ala ha protetto. Anche prima di essere un nabi, Musa alayhi salam mai è caduto fi shirk. E così nessun nabi, né prima né dopo, è mai caduto nel shirk. Guarda Musa alayhi salam, esce impaurito dalla città dicendo: Rabbi najjini min al-qawmi al-zalimin. Ya Allah, Ya Rabb, Signore mio, proteggimi dalla gente, da questi oppressori, da questi zalimin. Poi dice: وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. E quando si è diretto verso Madian, ha detto: عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. Chissà che Allah subhanahu wa ta'ala mi guidi sulla giusta strada. Guarda questo iman di questo uomo anche in questa situazione di pericolo. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, e quando è arrivato a Madian ha visto un'immagine, ha visto un pozzo, il pozzo, e la gente intorno a questo pozzo con il loro gregge di pecore o di cammelli, quello che è, e facevano bere il loro gregge da questo pozzo. E questa è una cosa normale, però ho visto una cosa strana in questa immagine qui. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Però ho visto due donne che cercavano di allontanare il loro gregge da quel pozzo. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. Musa a.s. dice a loro: cosa succede? Cosa c'è?
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Questi uomini erano intorno a questo pozzo e questo pozzo aveva un coperchio, un sasso grande, che dice Umar radiallahu anhu, che racconta questa storia, Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radiallahu anhu, dice questo sasso gigante solo 10 uomini potevano spostarlo per quanto era pesante. E queste donne, per il loro pudore, per la loro vergogna di mescolarsi con la gente, allontanavano il loro gregge per non mescolarsi insieme agli uomini, per non portarsi a mescolarsi con gli uomini. E questi uomini, per la loro mancanza di educazione, per la loro mancanza di rispetto, mancanza di muru'a, di onore di uomo, quando finivano richiudevano quel pozzo con la pietra e se ne andavano, se ne fregavano altamente di quelle donne. E quelle donne quando hanno finito, quegli uomini sono andati, sono arrivati con il gregge, prendevano dall'acqua che era caduta, che era rimasta per terra. Musa alayhi salam è rimasto colpito da quella scena e per la sua gelosia per quelle donne. E qua vedi l'akhlaq di questo Nabi, i comportamenti di questo Nabi. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. Allora Musa alayhi salam è arrivato e ha spostato quella pietra da solo e ha fatto bere il gregge a quelle donne lì da quel pozzo. Vedi la forza immensa che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a questo uomo qui. Un sasso che solo 10 persone possono muovere, Musa alayhi salam è arrivato e l'ha mosso da solo. E poi torniamo a quello che è successo con l'uomo, che con un pugno l'ha ucciso. Questa forza immensa che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a questo Nabi min anbiya'illah azza wa jal. Poi appena Musa alayhi salam ha finito, ha spostato quel sasso, si è allontanato per il suo pudore, il suo rispetto, i suoi akhlaq. Si è allontanato e si è seduto sotto l'ombra di un albero e ha detto le famose parole, ha detto, come dice Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dice: Rabbi, oh Signore mio, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Io, ya Rabb, per quel khair che tu fai scendere su di me, io sono povero, ya Allah. Mostra la sua debolezza ad Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salam è uscito affamato, non aveva niente, dicono gli ulama, la sua pancia si è attaccata alla sua schiena per la fame che aveva, la sua bocca, all'interno della sua bocca è diventato verde per le foglie che mangiava le foglie degli alberi per la situazione in cui era. E qua ci ritorna alla situazione del Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il Rasul sallam ha sofferto la fame, ha sofferto la povertà, ha sofferto di tutto per questo messaggio dell'Islam. Dice Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu wa ardah, lo zio del Rasul sallam, l'eroe di Ma'rakat al-Qadisiyya, in cui è stata spaccata la forza dei persiani. Ma'rakat al-Qadisiyya, a capo era Sa'd ibn Abi Waqqas, lo zio del Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd dice: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل ورق الشجر لا نجد طعاما إلا ورق الشجر. Andavamo a combattere con il Rasul sallallahu alayhi wa sallam e trovavamo da mangiare solo le foglie degli alberi. Le foglie degli alberi. Dice Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira dice: i muhajirin, quelli che sono arrivati da Mecca, si sono occupati di tijara, di commercio. Al-Ansar, gli abitanti di Medina, hanno tenuto a bada i loro raccolti, l'agricoltura, sono dati all'agricoltura e hanno vissuto la loro vita. Dice: e io ho scelto di prendere l'ilm dal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dice Abu Huraira radiyallahu anhu, dice: mi muovevo dal minbar del Rasul sallallahu alaihi wasallam, dice cadevo tra il minbar del Rasul sallallahu alaihi wasallam e tra la porta della casa di Aisha, cadevo svenuto, diceva, e arrivava l'uomo da me e metteva il suo piede sul mio collo pensando che pensavo che mi aveva preso un jinn o qualcosa, e dice: e non avevo niente tranne la fame che mi faceva svenire e cadere.
Dice Anas radiallahu anhu, gli anni dopo che è morto il Rasul sallallahu alaihi wasallam, e c'era un khabbaz, un panettiere, che preparava il pane, e c'erano gli amici di Anas radiallahu anhu, i tabi'in. Dice, mangiate, mangiate. Dice, wallahi, il Rasul sallallahu alaihi wasallam non ha mai visto un pane fino e fatto bene come questo. E wallahi, il Rasul sallallahu alaihi wasallam non ha mai visto un'intera c'è il cammello, mai visto un intero cammello mashwi, allo spiedo intero, mai visto. Immagina le cose che vediamo noi oggi. Dice, sentite questo hadith, subhanallah. Dice Utbah ibn Ghazwan, ed era un sahabi radiyallahu anhu wa ardah. Dice, facevo parte di 7 persone, ero il settimo fra 7 persone che erano con il Rasul sallallahu alaihi wasallam. E wallahi non trovavamo niente da mangiare tranne le foglie degli alberi. Dice, avevo un mantello, un vestito, un mantello, e l'ho diviso a metà per coprirmi io e Sa'd ibn Malik per dormire. Dice, wallahi, tutti noi ci siamo svegliati un giorno ed eravamo a capo di un paese dell'Islam. Uno wali al-Basra, uno wali al-Kufa, uno wali al-Sham, ognuno a capo di un pezzo del paese dell'Islam. Guarda come questo din ha alzato la gente anche con la loro povertà, subhanallah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yughnina min fadlihi. Musa alayhi salam si siede e dice queste parole, rivolgendosi ad Allah subhanahu wa ta'ala. Le 2 donne sono tornate dal loro padre, hanno detto non ci mescoliamo con la gente, e il nostro padre è una persona vecchia, non può venire a dar lui da bere e mangiare al gregge. Sono tornate dal padre, e il padre ovviamente è abituato che le figlie venivano tardi, il gregge beveva poco. Ha visto che le donne sono tornate subito, tutto tranquillo, tutti che stavano bene. Cos'è successo? Allora hanno raccontato questa storia che era successa. E ovviamente quando uno vede questi akhlaq, questi comportamenti da una persona, vieni colpito. Non è una cosa normale, soprattutto se questo è un Nabi alayhi salam. Allora l'uomo ha fatto ritornare una delle 2 donne da Musa alayhi wa ala rasulina salatu wassalam, l'ha fatto ritornare e gli ha detto, digli di venire da me, che lo ricompenso per quello che ha fatto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. È arrivata questa donna, dice tamshi ala istihya, camminando con pudore. Gli ulama dicono questa parola tamshi ala istihya indica che era una donna libera, non era una schiava. E nel passato come oggi c'è una differenza tra il hara'ir e l'abid. Una donna libera, diversa nel suo comportamento, nel suo modo di fare, da una schiava. E questa camminava, dice, bistihya, come una donna libera. E qua ci riporta Hind ibn Utbah, radiallahu anha. Hind, la moglie di Abu Sufyan, radiallahu anhu ardah, ed era quella che aveva ingaggiato Wahshi ibn Harb per uccidere Hamza, ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asadullah, ed è quella che ha morso dal suo fegato e poi l'ha sputato per la sua amarezza. Poi ha preso l'Islam nell'anno del Fath, e il suo Islam è stato un buonissimo Islam, e Allah subhanahu wa ta'ala ha scritto la felicità per questa donna, che è diventata una sahabiyya del sahaba del Rasul sallallahu alaihi wasallam, nonostante tutto il suo passato, così come suo marito Abu Sufyan, che ha combattuto per anni l'Islam, ma Allah subhanahu wa ta'ala ha sancito la sua felicità, che è diventato un sahabi radiallahu anhu wa ardah. E il loro figlio Ikrima, il loro figlio Muawiyah ibn Abi Sufyan, diventato il primo khalifa del Dawla al-Umayyah, ed era Katib al-Wahy, lo scrittore del Wahy, della rivelazione del Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hind ibn Utbah è arrivata dopo l'anno del Fath, è arrivata dal Rasul sallallahu alaihi wasallam per dare il bay'ah dell'Islam.
E Allah subhanahu wa ta'ala ha ordinato al Rasul sallam, Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka al-mu'minat, la famosa ayah, yubayi'naka, eccetera, eccetera. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, se arrivano da te il mu'minat per darti il bay'a, dice dagli il bay'a. Per cosa? Per non fare shirk, per non rubare, per non fare zina, per non uccidere i loro figli, per non disobbedire al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allora al Rasul sallallahu è arrivata Hind ibn Utbah e gli ha detto al Rasul sallallahu u'ahidukum u'ahidkunna, vi do il bay'a che non fate shirk. E dice e che non rubiate. E dice e che non uccidete i vostri figli. Hind ibn Utbah qua dice una bella parola. Hind ibn Utbah nella battaglia di Badr è morto suo padre, ed è morto suo zio, ed è morto suo fratello, ed è morto suo figlio, tutti nella battaglia di Badr. Dice Allah, vi do il bay'a che non uccidiate i vostri figli. Dice, Ya Rasulallah, ma quali figli ci avete lasciato? Non avete lasciato né i figli né i loro padri. E Rasul subhanallah, non si è arrabbiato con lei, perché sul haqq mica li ha uccisi per dhulm, hanno combattuto contro di lui, hanno attaccato il Medina. La battaglia di Badr erano migliaia di persone, subhanallah, una battaglia senza uguali. Eppure Allah sallam non ha parlato, ha sorriso solo. E poi gli ha detto, e vi do il bay'a al patto che non facciate zina, l'adulterio, rapporto fuori dal matrimonio. Lei qua ha risposto a questo shahid min al-amr, ha detto, Ya Rasulallah, ma davvero la donna libera fa zina? Per loro la donna libera non faceva zina, ma davvero la donna libera può fare zina? Fino alla fine del hadith, il hadith è lungo, perché è un bellissimo discorso tra Rasul sallam e Hind ibn Utbah quando è venuta a dare il bay'a. Quindi shahid min al-amr, che in quel tempo c'era una differenza tra la donna libera e la schiava nel suo comportamento, nel suo modo di interagire. Quindi questa donna dice tamshi al-istihya, camminava come camminavano le donne libere. E gli ha detto, inna abi, mio padre ti chiama per ricompensarti per quello che hai fatto per noi, per l'acqua che ci hai permesso di prendere. Guarda per il suo pudore, non gli ha detto vieni con me che mio padre ti dà, gli ha detto mio padre vuole che tu venga, per il suo pudore. Che ovviamente una donna bella, se ti dice ti voglio, ti chiamo, vieni da con me, automaticamente pensi che c'è qualcosa che non va. Però lei ha detto mio padre, per il suo pudore, mio padre ti dice vieni che ti ricompensa per quello che hai fatto per noi. Allora è andato Musa alayhi salam ed è andato e ha fatto camminare lei dietro di sé per il pudore, per non vedere quella donna. E gli ulama dicono una cosa bella, fra l'ad'iyah, dua che la persona dice se vuole sposarsi, quello che ha detto Musa alayhi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Perché quando l'ha detto quando ha visto quelle donne e si è allontanato, si è seduto e ha detto queste parole. E Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto che una di quelle donne diventasse la moglie di Musa alayhi salam. Lei andava dietro di lui e quando doveva girare a destra o a sinistra lanciava un sasso per indicargli la strada, per il suo pudore, per l'akhlaq di Musa alayhi wa ala rasulina sallallahu alaihi wasallam, finché è arrivato dal padre di queste donne, gli ha raccontato la sua storia, di come è scappato, di quello che era successo, di quello che ha passato. فلما قص عليه القصص, quando gli ha raccontato tutta la storia, dice questo uomo, la takhaf, non temere, non avere paura, ti sei salvato da quegli oppressori. Stai tranquillo, sei uscito, sei lontano da quel Taghi, da quel Jabbar, da Fir'aun, sei lontano, stai tranquillo. Molti ulama dicono per loro che questo uomo qui, il padre di queste due donne, è Shu'aib, stesso alayhi salam. E in realtà questa cosa qui è molto difficile, semplicemente perché, se vi ricordate, Lut alayhi salam dice al suo popolo, وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي
أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم Shuaib dice al suo popolo, dice وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Shuaib quando faceva il da'wa al suo popolo ha detto وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Qaum Lut non è lontano da voi, vicino, nel senso nel tempo, non è passato tanto tempo. E sappiamo benissimo che Lut alayhi salam era in contemporanea nello stesso tempo con Ibrahim alayhi salam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala parlando di Ibrahim فَآمَنَ لَهُ Lut. Lut ha risposto, è stato l'unico che ha risposto al da'wa di Ibrahim alayhi salam. وقال إني مهاجر لربي fino alla fine dell'ayat. E Lut alayhi salam ha fatto da'wa al suo popolo quando Ibrahim alayhi salam era ancora vivo. Anzi, i malaika che sono andati a dare l'adhab e punire il popolo di Lut sono passati prima da Ibrahim alayhi salam per dargli la buona notizia del figlio che Ibrahim alayhi salam aveva sperato e chiesto da Allah subhanahu wa ta'ala per tanto tempo. Poi Ibrahim alayhi salam ha chiesto قال فما خطبكم أيها المرسلون. Cosa ci fate qui? Dove state andando? أيها المرسلون, a questi angeli che ulama dicono che erano Jibril, Mikail e Israfil, Allahu a'lam. Hanno detto قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Al popolo di Lut. Siamo stati mandati per distruggere il popolo di Lut. Ibrahim alayhi salam ha anche detto inna fiha Luta, c'è Lut lì dentro. Dice نحن أعلم بمن فيها. Noi sappiamo meglio di te, Ibrahim, chi c'è lì. E fino alla fine della storia dove è stata Jibril alayhi salam con una ala delle sue ali ha ribaltato, ha alzato fino in cielo la città di Lut, il popolo di Lut, l'ha girata e l'ha ribaltata a terra, finché si dice i malaika nel cielo hanno sentito l'abbaiare dei cani che c'erano nella città. Quindi Lut alayhi salam era vicino ad Ibrahim alayhi salam e Shuaib era vicino a Lut nel tempo. Però sappiamo benissimo che dopo Ibrahim è arrivato Ismail, è arrivato Ishaq, è arrivato Yaqub, è arrivato Yusuf alayhi salam, e Allahu a'lam quanto c'è stato fra Yusuf alayhi salam e Musa alayhi salam. Quindi è molto molto difficile che questo uomo sia Shuaib, ma quello che sembra essere chiaro è che, come dicono gli ulama, un semplice uomo salih, un buon uomo, e vediamo dei suoi akhlaq, dei suoi comportamenti, che è un buon uomo. Una delle due donne, quella che è stata mandata da Musa alayhi salam, si rivolge al padre, dice قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Una delle due donne dice al padre: Ya abati ista'jir, ya abati, prendilo a lavorare con te. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Il miglior uomo che puoi prendere a lavorare con te è al-qawi, l'uomo forte, al-amin, il fedele. Ovviamente il padre rimane meravigliato. Come fai a sapere che è forte e che è fedele? Sei stata con lui pochi minuti. Allora lei gli ha raccontato la storia di come la sua forza ha spostato quella pietra che 10 uomini solo potevano spostare. Gli ha raccontato come per il suo pudore, i suoi akhlaq, la sua fedeltà non ha voluto guardare quella donna lì, l'ha fatta camminare dietro di lui, eccetera, eccetera, eccetera. E questo uomo si è convinto, soprattutto che aveva solo quelle 2 figlie e non aveva uomini fedeli che lavorassero per lui, a cui lasciare la responsabilità della sua famiglia. Allora questo uomo ha fatto questa proposta a Musa alayhi salam. Qala, disse questo uomo, voglio darti in moglie una delle mie figlie, ala an ta'jurani 8 hijaj, ala shart, quella clausola che lavori per me 8 anni. E se vuoi finire fino a 10, altri 2 anni,
ma quella è una scelta tua. Non voglio, la uridu an ashqa alik, non voglio rendere le cose difficili per te. Inshallah dice, satajiduni inshallah min as-salihin. Mi troverai inshallah un buon uomo, una brava persona. Questo guarda che la bravura di questo uomo, subhanallah, salah di questo uomo qui. Ovviamente nella nostra religione, alhamdulillah, il mahr, la dote che dai alla donna che vuoi sposare, può essere di diversi tipi. Non è detto che sia solo in soldi. Guarda questo uomo, il mahr di questa donna è che lavora per questo uomo 8 anni. E Allah sallallahu alaihi wasallam ha dato in moglie una sahabia, un sahabi, con il Baqara e Ali Imran. Quando è arrivato quell'uomo a chiedere la mano di una sahabia al Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam ha detto: prendi qualsiasi cosa tu hai, il temis walau khatama min hadid, anche se è un anello di ferro, prendilo, in dote alla donna. Lui ha detto: gira, io lo so, non ho niente, ho solo questo vestito. Cioè, ma cosa facciamo con questo vestito? Se lo tagli a metà non basta neanche per te e lei. Allah sallallahu alaihi wasallam pensa, poi dice: cos'hai del Quran? Dice: ho il Baqara e quella che c'è dopo, cioè il Baqara e Ali Imran. Dice: zawajtukaha ala ma indaka min kitabillah. Te la do in moglie per quello che hai del Quran. E qualcuno forse potrebbe pensare che non è normale, o magari fuori dall'educazione che noi abbiamo, che l'uomo propone sua figlia in sposa. Non è vero. Questa è una cosa che hanno fatto i migliori uomini che hanno camminato su questa terra. Umar radiallahu anhu, quando sua figlia Hafsa, bintu Umar, Mu'minin radiallahu anha, è diventata vedova, è morto suo marito, l'ha proposta in moglie ad Abu Bakr radiallahu anhu, e l'ha proposta in moglie a Ali o Uthman radiallahu anhu, se non sbaglio, radiallahu anhu majma'in, e hanno rifiutato perché avevano sentito che il Rasul sallallahu alaihi wasallam la nominava, che era interessato a lei, e l'ha sposata effettivamente al Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E qua mi torna in mente una bellissima storia, inshallah, che raccontiamo di Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyid al-Tabi'in radiyallahu anhu ajma'in. I Tabi'in sono quegli uomini che hanno vissuto con Sahaba, che hanno visto Sahaba. Sa'id ibn al-Musayyib aveva una figlia ed era uno dei più grandi del suo tempo. Aveva una figlia. Questa figlia è arrivato il Khalifa stesso del suo tempo, ed era, penso, Al-Walid ibn Abd al-Malik, quello che nel suo tempo è stato conquistato l'Andalus, la Spagna. È arrivato questo uomo, Khalifa, e ha chiesto in sposa la figlia di Sa'id ibn al-Musayyib per suo figlio. Sa'id ibn al-Musayyib ha detto rifiutato, già fidanzato. L'uomo che è arrivato per proporre dice: Ya Sa'id, ti è arrivata dunya bihadafiriha, è arrivata la dunya, si è aperta per te. Cosa c'è? Ha detto: il Khalifa Amir al-Mu'minin vuole tua figlia per suo figlio, quello che un giorno diventerà Amir al-Mu'minin. Dice Sa'id al-Musayyib, lo guarda e dice: ma se Allah subhanahu wa ta'ala dice che questa dunya non vale per lui neanche l'ala di un moscerino, cosa vuoi che mi dia questo uomo di questa dunya qui? Subhanallah. E ha rifiutato, è già fidanzato. Sa'id al-Musayyib aveva tra i suoi studenti un ragazzo che era poverissimo, tanto povero. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, non è comparso nel halaqa dell'ilm di Sa'id al-Musayyib. Vede, non c'è quel suo studente là. Allora è andato a visitarlo. Bussa: come mai non ti vedo? Se stai male, cosa c'è? Ha detto: no, ma mia moglie è morta. Questi giorni mia moglie è morta, poi non sono potuto venire ai tuoi durus. Dice Sa'id al-Musayyib radiyallahu anhu, rahimahullah, dice: perché non ti sposi? Risposati. E era normale a quel tempo, per loro era qualcosa di male rimanere senza moglie. As-Sahaba radiyallahu anhum, quando moriva la moglie di qualche Sahabi, rimaneva solo, subito lo facevano sposare, non aspettava niente, subito. Normale, subhanallah. Sposati, gli dice. Cioè, ya Sheikh, io non ho niente, sono povero, chi mi dà la figlia? Dice: io ti do mia figlia. Subhanallah, questo uomo non ci credeva. Tu mi dai la tua figlia? Sì, io ti do mia figlia. Il suo Sheikh, il grandissimo alim, gli dà sua figlia? Dice: io ti do mia figlia. Poi è andato via. L'uomo
si siede, pensa, finché arriva la notte. Arriva la notte e sente bussare alla porta. Chi è? Sono Sa'id. Dice questo uomo qui che racconta la storia, mi sono venuti in testa tutti i Sa'id che conosco, tranne Sa'id ibn Musayyib. Finché apro la porta, trovo Sheikh Sa'id ibn Musayyib con sua figlia. Dice, Wallahi, non mi va che tu passi questa notte da solo. Questa è mia figlia, te la do in sposa. Ed è andato via. La mamma di questo ragazzo qui ha giurato che non la tocca per 3 giorni finché non te la preparo. Non la tocchi per 3 giorni finché non te la preparo. Dopo 3 giorni l'ha preparata per lui e è entrato questa donna qui e dopo ha voluto uscire per il halaqa di ilm di Sa'id ibn Musayyib. La donna gli dice, dove stai andando? Dice, vado al halaqa di ilm di tuo padre. La donna dice, vieni qui che ti do io un po' di ilm di Sa'id. Sì, io conosco mio padre, siediti con me, io ti do l'ilm di Sa'id ibn Musayyib radiyallahu anhum ajma'in. Quindi vedi come i migliori uomini in questa terra hanno preso queste decisioni di dare in moglie ai loro figli, alle loro sorelle, quella che è una cosa normale, e non c'è niente di male o qualcosa che va fuori dall'educazione della persona. Musa alayhi salam ha accettato questa cosa qui, ha accettato e ha servito questo uomo per 10 anni, ha aggiunto anche i 2 anni per la grandezza della sua persona, per rispetto, per bontà del suo cuore, e ha continuato fino ai 10 anni. Poi, quando ha finito i suoi 10 anni, Musa alayhi salam ha avuto nostalgia della sua famiglia, mancanza della sua famiglia. Allora ha deciso di tornare in Egitto. Ha preso la sua famiglia, ha preso le sue ricchezze, quello che ha guadagnato in questi anni, il suo gregge di pecore, eccetera, di cammelli, eccetera, ed è uscito andando verso l'Egitto. Allahu a'lam se ha avuto figli o no. I libri di Ahl Kitab, Bani Israel, dicono che ha avuto 2 figli. Allahu a'lam se sia vero o no, entrano nelle cose di cui dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadithu an Bani Israel wala haraj, raccontate le storie dei figli di Israele, wala haraj, senza preoccuparvi. Basta che non sia contro il Corano e Sunna. Non abbiamo niente né nel Corano né nel Sunna che dice che Musa alayhi salam ha avuto figli o non ha avuto figli, ma questo, come abbiamo detto, questi racconti dei figli di Israele sono come la ciliegina sulla torta, come la frutta dopo aver mangiato. Le usiamo solo per كي نسلي بعضنا ونكمل المعاني. طيب، dice Allah subhanahu wa ta'ala: فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا. Sono usciti e mentre erano nel Sahara Sinai, nel deserto del Sinai, hanno avuto una notte molto molto buia. Una notte buia. Tutti i fuochi si sono spenti, hanno perso la strada, non c'era nessuno, tanto freddo, una notte, come diciamo, brutta per un viaggiatore. In questa situazione qui, Musa alayhi salam ha visto lontano un fuoco. Allora ha detto alla sua famiglia, come dice Allah subhanahu wa ta'ala: قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Dice, ha visto quel fuoco e ha detto alla sua famiglia: vado a vedere se riesco a portarvi un po' di fuoco, la scintilla, quella per accendere il fuoco, oppure, come dice nell'altra ayah, dice Allah subhanahu wa ta'ala in questa ayah, dice لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ, magari trovo qualcuno vicino a quel fuoco che mi dà notizie sulla strada, indicazioni, vado a vedere cosa c'è. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ. Quando si è avvicinato a questo fuoco, Musa alayhi salam ha visto qualcosa di strano, non ha mai visto in vita sua. È arrivato, dice Allah subhanahu wa ta'ala, ai piedi di una montagna. Questa montagna, Jebel At-Tur. La quale avete sentito tante volte. At-Tur.
fi Sahrai Sinai, nella parte ovest occidentale di questa montagna. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: min shati il wadi al-ayman fi al-buq'ati al-mubaraka. Qua c'era un wadi. Il wadi si traduce in italiano non fiume come usiamo noi marocchini ad esempio, ma come una specie di oasi, più o meno. Questa oasi qua si chiamava Tua ed era nel lato occidentale di questa montagna, Jebel At-Tur. Ha visto un fuoco in quella posizione lì e dentro il fuoco ha visto un albero che diventava verde, un albero verde. E questo albero, come dicono gli ulama, era un rovo. Il rovo è un albero pieno di spine, che ha tante spine. In italiano si chiama al-awsaj. Al-awsaj è il rovo, un albero pieno di spine. E ha visto questo albero che cresceva e diventava verde dentro questo fuoco. Com'era possibile? E più guardava e si avvicinava, più vedeva che il fuoco cresceva e diventava più forte, e più vedeva che l'albero diventava più forte e più verde. Una cosa, una contraria all'altra. Com'è possibile questo? Si è avvicinato Musa alayhi salam, dice Allah subhanahu wa ta'ala: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Quando arriva lì, Musa alayhi salam sente una voce uscire da questo fuoco. Ya Musa, inni ana Allah Rabbul Alamin. Ya Musa, io sono Allah, il Signore dei mondi. Io sono Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ha parlato a Musa alayhi salam direttamente, senza nessuno in mezzo a loro. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala direttamente ha parlato a Musa alayhi salam. E non come dicono alcune persone dei gruppi persi, subhanallah, Ahl Bid'ah, dicono che in realtà non è Allah subhanahu wa ta'ala che ha parlato, ma l'albero che ha parlato. No, è Allah subhanahu wa ta'ala che ha parlato. E Allah subhanahu wa ta'ala parla non come parliamo noi uomini. Allah subhanahu wa ta'ala parla bi kalamin yaliqu bi jalalihi jalla fi'ulah, in un modo che merita Allah subhanahu wa ta'ala, diverso da tutte le persone che Allah subhanahu wa ta'ala ha creato. Per questo motivo Musa alayhi salam viene chiamato Kalimullah. Ora ho una domanda, inshallah, per i svegli di voi. Questa è una domanda di furbizia. Noi sappiamo che Allah subhanahu wa ta'ala ha parlato a Adam alayhi salam direttamente. La storia la sappiamo. Ha parlato con Adam alayhi salam direttamente. Alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Direttamente ha parlato. E ha parlato direttamente al Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi rihlat al-Isra wal Mi'raj. Ma perché Musa alayhi salam viene scelto con questo nome qui, Kalimullah? C'è qualcosa che lo distingue dagli altri con cui ha parlato Allah subhanahu wa ta'ala. Qua facciamo il cervello. Quello che è arrivato quasi a vederlo, più vicino. No, nessuno ha mai visto Allah subhanahu wa ta'ala. Anche nel hadith che Ibn Abbas radiallahu anhu, che il Rasul sallallahu ha visto Allah subhanahu wa ta'ala, come dice Aisha radiallahu anha, parlando del hadith, non è vero, ma dice Ibn Abbas radiallahu anhu che il Rasul sallallahu ha visto Allah subhanahu wa ta'ala bi fuadihi, con i suoi sentimenti, col suo cuore. Allahu a'lam di questo, ma nessuno ha visto Allah subhanahu wa ta'ala. Ha detto quello che è arrivato più Dice il vicino. Rasul sallallahu hijabuhu an-nur, la sua barriera, la luce, an-nur. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل في علاه. حجابه la barriera che c'è fra Allah subhanahu wa ta'ala, il suo khalq, il suo creato, è la luce, è il nur. Se toglie questo hijab, dice, lo sguardo di Allah subhanahu wa ta'ala brucierebbe ogni cosa a cui arriva lo sguardo di Allah subhanahu wa ta'ala, di quello che ha creato. E Allah subhanahu wa ta'ala arriva il suo sguardo fino dove vuole Allah subhanahu wa ta'ala. لأن كان حوار بينهم
No, neanche. لأن هو أول واحد يعني كلمة في الأرض لأن أحسنت. Questo è giusto. تكلم بارك في الله. السماء وآدم أحسنت. في الجنة يعني. Musa alayhi salam è l'unico nabi con cui Allah subhanahu wa ta'ala ha parlato nella terra. Adam alayhi salam ha parlato Allah subhanahu wa ta'ala con lui fil Jannah. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ha parlato Allah con lui quando è salito nei cieli. Rihlat al-Isra wal-Mi'raj, quando è arrivato a Sidrat al-Muntaha, quando è arrivato in un luogo dove nessun essere creato mai è arrivato. Anche Jibril alayhi salam che accompagnava al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a un certo punto si è fermato. E il Rasul sallallahu alayhi wa sallam si è fermato con lui, si è girato, ha visto, dice Jibril, che il hils il-bali, come un tappeto consumato. E dice Jibril alayhi salam, vai avanti a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, che qui io non posso oltrepassare. Nessuno è mai arrivato a quel livello che è arrivato Allah sallallahu alayhi wa sallam, e lì ha parlato con Allah subhanahu wa ta'ala. Ma nei cieli, non nella terra. L'unico con cui ha parlato Allah subhanahu wa ta'ala nella terra è Musa alayhi wa ala rasulina sallallahu alayhi wa sallam. Per questo motivo il suo soprannome è Kalimullah. Invece Khalilullah, Ibrahim alayhi salam. Poi, altri soprannomi? Chi è Khatib al-Anbiya? Khatib. Shu'aib alayhi salam. La ilaha illallah. Allah se parla a Musa e dice Inni ana Allah, Rabbul Alamin. Musa alayhi salam immagina i suoi sentimenti com'è? Paura, meraviglia. E Allah subhanahu wa ta'ala subito gli dice Wa an alqi asak. Che Musa aveva un bastone con lui. Butta il tuo bastone. E nell'altra ayah, questa surat Qasas, nell'altra sura, surat Taha, dice Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Musa. Cos'è quella cosa che hai in mano, ya Musa? E questo, dicono gli ulama, è una cosa bellissima. È un metodo da Allah subhanahu wa ta'ala per far calmare Musa, alayhi salam, per farlo sentire bene. È come quando sei capo di qualcosa, arrivano qualcuno che è sotto di te, devi fare un colloquio, sei un professore così, arriva uno studente, magari trema, balbetta, non riesce a parlare. Tu per farlo sentire a suo agio, farlo sentire bene, gli fai domande, come stai? Come sta la famiglia? Cosa fai? Così Allah subhanahu wa ta'ala ha cercato di calmare l'animo di Musa alayhi salam. Cos'hai nella tua mano, ya Musa? Nella tua mano destra, cos'è? Ma metti il kabiamini che è Musa. E Allah subhanahu wa ta'ala sa tutto. Allah subhanahu wa ta'ala non c'è una briciola un atomo in questo mondo che Allah non sa. Poi dice, e cos'è quella cosa che è in mano, ya Musa? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Dice, è il mio bastone, أتوكأ عليها, mi appoggio su di esso, وأهش بها على غنمي, e ci guido il mio gregge, ولي فيها مآرب أخرى, e ci faccio altre cose. Una volta mio padre, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, يرحم آباءنا, sallallahu alaihi wa yarhamuhuma kama rabbawna sighara. Mio padre una volta scherzando, come aveva un bastone in mano, leggeva وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها, ci appoggio, وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب, e ci faccio altre cose. L'ha alzata per scherzare. صلى الله عليه وسلم يحفظها آباءنا. طيب, Musa alayhi salam davanti all'ordine di Allah subhanahu wa ta'ala non può fare niente, dice قال ألقها يا موسى, buttala ya Musa, butta quel tuo bastone. Quando l'ha buttata, dice Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Allah subhanahu wa ta'ala ha trasformato questo bastone in un gigante serpente, un gigante vipera. Il jan in arabo è un tipo di serpente molto molto grande, ma Allah subhanahu wa ta'ala ovviamente più è grande, più è lento a muoversi, ma Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto in modo che questo serpente, questa vipera, sia gigante, grandissima e velocissima. E quando la vedi prendi paura. Musa alayhi salam, dice Allah subhanahu wa ta'ala, quando l'ha vista che si muoveva, che si contorceva, che è jan, come una grandissima vipera, e jan potrebbe significare anche il jinn, che si muoveva come uno spirito, dice وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Musa alayhi salam si è girato e è scappato. Dice وَلَمْ يُعَقِّبْ, non si è neanche girato a guardare, subito è scappato, per la paura che ha preso.
Ma Allah subhanahu wa ta'ala l'ha chiamato Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin. Dice Ya Musa aqbil, vieni e non avere paura, innaka min al-aminin. E quando Allah subhanahu wa ta'ala ti dice non aver paura, non avrai mai paura. Il mu'min si difende dalla sua paura con Allah subhanahu wa ta'ala. Se hai paura, fai dhikr, chiedi ad Allah subhanahu wa ta'ala che tolga questa paura dal tuo cuore. E il mu'min in realtà non ha paura di nulla se non di Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dice وَلَا يَخَافُ مِنْ مَخْلُوقٍ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Colui che ha paura di qualcosa che Allah subhanahu ha creato, qualcosa che non sia Allah subhanahu wa ta'ala, ha un problema nel suo cuore. Ma il mu'min ha paura solo di Allah subhanahu wa ta'ala. Poi Allah subhanahu dice أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. Dice prima di tutto nell'altra ayah sulla Taha, dice Allah subhanahu wa ta'ala Musa, prendi quel serpente lì, prendi la sua coda. Musa alayhi salam davanti all'ordine di Allah subhanahu wa ta'ala allunga la sua mano, afferra la coda di questo gigante serpente e gli torna il suo bastone in mano. Poi Allah subhanahu dice metti la tua mano nel tuo jayb. Il jayb non è la tasca, ma dentro il vestito così, dentro sono i bottoni, non entrano, dentro il vestito così. Dice takhruj bayda'a min ghayri su', esce bianca senza nessun male. E Musa alayhi salam era scuro di pelle. Era scuro di pelle. La sua mano è uscita bianca, luminosa, dicono gli ulama, come se fosse la faccia della luna. Bianca e luminosa. Dice Allah subhanahu wa ta'ala وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, metti la mano sul tuo cuore, così ti passa la paura che hai. E questa è una cosa, come dice Ibn Kathir e altri ulama, una cosa che il mu'min fa. Quando senti paura di qualcosa, metti la tua mano sul tuo cuore. E aggiungiamo, e leggi qualche ayah del Quran, leggi ayah del Kursi, leggi il Ma'awwidhatayn, leggi qualcosa, metti la mano nel cuore e leggi qualcosa e vedi che Allah subhanahu wa ta'ala fa passare quella tua paura. Dice فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Inshallah 5-10 minuti e finiamo inshallah. Dice questi sono due burhanan, due prove, due ayat min Rabbik, dal tuo Signore, da Allah subhanahu wa ta'ala, per Fir'aun e il suo popolo. Innahum kanu qawman fasiqin. Il popolo di Fir'aun dice sono un popolo perso fuori dalla strada, disobbediente ad Allah subhanahu wa ta'ala, ed era un popolo che andava che adorava Fir'aun. Fir'aun diceva Ana rabbukum al-a'la, io sono il vostro più grande Dio, il più grande Signore, e loro seguivano Fir'aun. Quindi anche tra le persone che hanno seguito Musa nel suo da'wah, come vedremo dopo, pochissime, quasi nessuno. Tra chi l'ha seguito è Asya bint Muzahim, la moglie di Fir'aun, e quell'uomo Salih che difenderà Musa davanti a Fir'aun, che vedremo più avanti, che si dice era Ibn Am, il cugino di Fir'aun. E questi sono gli unici uomini, le uniche persone che hanno seguito Musa alayhi salam. Quindi vedi, Allah subhanahu wa ta'ala non punisce mai un popolo. Questa è una cosa che vediamo con tutti. Allah subhanahu wa ta'ala non punisce mai un popolo per quello che fanno poche persone. Ma sempre quando il kufr, il shirk si diffonde tra la gente, Allah subhanahu wa ta'ala punisce. Fir'aun va bene, con tutto quello che ha fatto abbiamo capito che persona è. Ma tutta la gente che abitava in Egitto, perché non ha seguito Musa alayhi salam? Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ha dato un nubuwa. Musa alayhi salam adesso è diventato un nabi, ha ricevuto la rivelazione da Allah subhanahu wa ta'ala e l'ordine da Allah subhanahu wa ta'ala di andare da Fir'aun e di fare il da'wah al-tawhid. Molti pensano che Musa alayhi salam è andato da Fir'aun esclusivamente per dirgli di far uscire Bani Israele, e questo è sbagliato, perché il messaggio con cui Musa è andato da Fir'aun è il messaggio di tawhid prima di tutto. Non è andato lì, manda con me a Bani Israele, no, messaggio di tawhid. Ogni nabi da Adam alayhi salam
fino al sigillo dei profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sono arrivati con i messaggi di Tawhid, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tutti, anche Musa alaihi salam, la prima cosa che è arrivato andando da Firaun, Musa alaihi salam ha detto di La ilaha illallah. Segui La ilaha illallah. E vedremo nella prossima lezione, inshallah, il discorso che ha avuto Firaun con Musa alaihi salam, e la prossima lezione vedremo come Musa alaihi salam porta le prove del Tawhid a Firaun, per capire che Firaun ha ricevuto delle prove grandissime per l'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala, ma ha rifiutato quel messaggio. Musa alaihi salam però, con questa chiudiamo inshallah, Musa alaihi salam ha detto una cosa ad Allah subhanahu wa ta'ala. Dice قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Musa a.s. dice: Ya Rabb, Ya Allah, ma io ho ucciso uno di loro, ho paura che mi uccidano. Poi dice: e mio fratello Harun, vi ricordate che Harun era nato un anno prima di Musa a.s. Il mio fratello Harun, afsahu minni, sa parlare meglio di me. Fa'arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Mandalo con me come profeta anche lui, che mi sia d'appoggio, che mi sia d'aiuto. Inni akhafu an yukadhibun. Ho paura che non mi credano. E Musa a.s., come dicono ulama, aveva una difficoltà a parlare, un balbettio o qualcosa, Allahu a'lam. Comunque aveva qualcosa che lo faticava a parlare nella sua lingua. Vi ricordate la storia della settimana scorsa, quando gli è stato messo davanti un piatto di pietre infuocate, di datteri? Ricordate? Alcuni ulama dicono che ha preso una pietra infuocata e l'ha messa nella sua lingua e l'ha toccata la sua lingua, da là è diventato. Ma è impossibile, come ha fatto a prenderla con le mani, non scottarsi la mano, scottarsi la lingua? Quindi Allahu a'lam, quindi sì, sono cose che non prendiamo in considerazione. In ogni caso Musa a.s. aveva un problema nel parlare. Per questo motivo ha detto: Ya Allah, manda con me Harun a.s. che afsahu minni lisana, è più bravo di me nel parlare, che mi sia d'aiuto. Ma Allah subhanahu wa ta'ala risponde a Musa a.s. e dice: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Guarda anche questo regalo che Musa a.s. ha fatto a suo fratello. Un giorno Aisha radiallahu anha, mentre andava al Hajj, ha sentito degli uomini parlare fra di loro. Dal posto dove stava, ha sentito un discorso tra le persone che erano intorno a lei. E uno ha chiesto: Man aktharu an-nasi minnatan ala akhihi? Chi è la persona che più è in favore per suo fratello? Nel senso che ha fatto più il dono più grande a suo fratello, il favore più grande a suo fratello. Tutti pensano, e Ummuna Aisha radiallahu anha dice a quelli che stavano vicino: è Musa alayhi salam, che ha detto ad Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Allah, fai anche mio fratello un nabi con me. Subhanallah, non esiste un regalo più grande. An yashfa'a Musa li akhihi 'inda rabbil 'izzati jalla fi 'ula li yakuna nabiyyan ma'ah. E Allah subhanahu wa ta'ala risposta alla richiesta di Musa a.s. e Harun. Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato rivelazione anche a lui e ha ordinato a entrambi di incontrarsi in un punto per andare nella loro da'wah del Tawhid da Fir'aun, che come vedremo li combatterà fino all'ultimo. Chiudiamo inshallah dicendo solo come dice Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Quran: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Dicono: Ya Allah, abbiamo paura che ci faccia del male, che ci uccida, che non ci creda. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: قال إنني معكما أسمع وأرى. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: io sono con voi. Asma'u, sento, wa ara. Quindi vedi come Allah subhanahu wa ta'ala manda questi messaggeri, e vedremo nella prossima lezione bi'idhnillah come
Musa alayhi salam farà arrivare il messaggio del Tawhid a Musa alayhi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Domande inshallah? O chiudiamo inshallah? Domande? Se non ci sono domande normalmente significa due cose. O avete capito tutto bene, ed è questa una bella cosa, o non avete capito niente, e comunque è una buona cosa perché l'importante è partecipare. Alhamdulillah, anche se non avete capito, avete l'ajr, tornate a casa senza peccati, alhamdulillah, come dice Allah subhanahu wa ta'ala. Tornate a casa puliti dei vostri peccati. Dimmi inshallah. لماذا يعني النسيب نتاع موسى عليه السلام يعني سبت وقال له أزوجك ابنتي لماذا ما يقول له يعني خلصك ولا فهمت كذا قال له أزوجك ابنتي الله أعلم. أنه هو ما أراد أن يكون محرما في منزل غيره أراد من الحكمة أن يكون محرما حتى وللإصلاحه أن الرجل l'uomo quando è arrivato Musa alayhi salam subito gli ha detto ti do in moglie mia figlia, subito, non l'ha fatto lavorare con lui prima, perché sa che questo uomo, diciamo, dirigerà il suo commercio, tutti i suoi lavori, e quindi non voleva avere in casa qualcuno che non sia un mahram, che giri nella sua casa con le sue donne senza che sia un mahram. Allora gli ha dato subito in moglie la figlia, e questa è una prova del salah, della bontà e della giusta strada di questo grandissimo uomo. Basta così inshallah? نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.